Bombe d'acqua colpiscono a macchia di leopardo tutto il Veneto. Il vento forte e le piogge violente mettono in ginocchio Padova, Vicenza, Verona e Venezia, con blackout elettrici, alberi abbattuti dalla tempesta e allagamenti di strade e garage. I centralini dei vigili del fuoco vengono presi d'assalto sin dal primo mattino. L'episodio più eclatante sul Pasubio, dove un fulmine colpisce 3 persone durante la competizione della Trans Davet, partita a mezzanotte da Piovene Rocchette e sospesa per il maltempo. Per fortuna, solo tanta paura per i malcapitati che restano illesi. A Schio le perturbazioni sparse innescano fughe di gas. Quando il nubifragio si scatena sul Veronese, sulla bassa padovana e a sud della provincia berica, la gente è costretta a scendere per strada per liberare i garage e gli scantinati, in particolare a Legnago, a Montagnana e a Noventa Vicentina. La fognatura fuori è intasata e ogni volta che pioveva un po' forte come stamattina, come circa 3-4 giorni fa, l'acqua praticamente non usciva a scappare via né di là né di qua e tutta mi va in cantina. E la sfortuna purtroppo ho tutta la roba, freezer, tutta la mia roba è andata male. E stamattina ero alla finestra che guardavo e l'ho salvata perché ho visto che continuava, l'acqua cominciava a aumentare, perciò l'ho portata fuori, mi sono bagnata tutta, però è salvata la macchina. Le situazioni sono 50 cm di acqua negli scantinati. I vigili del fuoco lavorano incessantemente per tutta la giornata. A Velo d'Astico una frana minaccia le case di una decina di famiglie nella contrada di Maso, con le strade trasformate in fango e gli escavatori al lavoro per creare dei canali che aiutino a far confluire l'acqua verso valle. Il sindaco, con una task force di tecnici e volontari della protezione civile, monitora di ora in ora la situazione. Intanto la tempesta non risparmia il veneziano, una pioggia di fulmini spezza le piante, a Mestre un albero cade su una casa, mentre a Marano di Mira la gente trema per l'acqua che rischia di raggiungere le abitazioni. A Padova i problemi maggiori sono all'Arcella, il quartiere più popoloso della città, ma anche alla Stanga e nella zona di Prato della Valle. Ci ha preso un attimo paura, però quando ho visto questa acquazzone immaginavo, perché a noi succede spesso. Cioè avevo già anticipato che saremmo andati sotto come al solito. Il maltempo e l'esodo estivo sono un cocktail micidiale, caos in A4 con auto a rilento bloccate dal nubifragio sotto a una luce crepuscolare. Sembra sera, invece è sabato mattina. Qualcuno fa gli scongiuri, partenza bagnata, vacanza fortunata, ma questa folle estate esagera. Bombe d'acqua, tuoni, fulmini, un raid del maltempo, una guerra meteorologica che nessuno si aspettava.